ma eventualmente non posso comunicare niente, se lei non mi dà l'inventario, prenda le cose che commette a disposizione e di conseguenza lo Ah, devo fare l'inventario, dire questo mi è un po' possibile, eh? prenda le cose che ha a disposizione e me lo comunica, sono qui al telefono. Boh, le fedi. Ho 2 anelli, uno che era di fidanzamento, e 2 collane, e un ciondolo, una medaglia, là, ecco, e l'orologio. Un ma è l'oro? Non ho capito? Un sì. E d'oro anche la signetta. Questo è il tipico esempio di un centralinista della rete di truffatori campani alle prese con una pensionata triestina a cui viene chiesta la conta dei preziosi da consegnare per liberare il figlio dagli arresti dopo un fantomatico incidente stradale. I personaggi cerchiate nelle immagini invece gli esattori che prelevano soldi o oro dalle vittime. E grazie a registrazioni come queste e le successive indagini che i carabinieri del comando provinciale di Trieste hanno, insieme ai colleghi dell'Arma di Napoli, arrestato 10 persone e denunciate altre 29 a piede libero, scoprendo 38 truffe diverse in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma anche un episodio a Vicenza, uno a Padova e in altre località del nord Italia, recuperando 150.000 euro fra contanti e valori. E questo è il primo bilancio dell'operazione Fumo del Vesuvio, avviata nel 2023 a seguito di un primo episodio a Prosecco sul Carso triestino e poi di altre truffe ai danni di anziani di Trieste con la tecnica del finto avvocato maresciallo dei carabinieri che sfrutta l'ansia del malcapitato conseguente alla comunicazione di un incidente capitato a un figlio o a un nipote. Mio figlio in stato di arresto. Dall'arresto di un napoletano di 45 anni, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il modus operandi, i vari passaggi, i vari ruoli del disegno criminale. Viene individuata una zona da attaccare che gli esattori raggiungono nella prima mattinata. In quello stesso momento alcuni centralinisti, ubicati in particolare in Campania, fanno telefonate a random finché una vittima cade nel tranello. Gli esattori attendono indicazioni per raggiungere l'abitazione della vittima e prelevare contanti o preziosi. Arrivano in città usando anche il treno o il taxi, acclarata l'esistenza dunque di una struttura piramidale con al vertice gli organizzatori che pagano a giornata agli esattori 150 euro, dando la sensazione di muoversi, spiegano i carabinieri, da un punto di vista investigativo, in un ambiente tipico della criminalità organizzata.